Bene, bene, buongiorno. Funziona? Buongiorno a tutti e benvenuti a Palazzo Ferro-Finis del Consiglio regionale. Oggi è una giornata un po' particolare con temi in aula, diciamo, impegnativi, ma abbiamo anche per fortuna qualcosa che ci occupa fuori da queste mura e che fa parte fortissimamente della tradizione del Veneto. In particolare ci riferiamo all'Eurocarnevale 2024 che vedrà nel veronese, a Verona, ad Desenzano del Garda, giornate, mi auguro, le più felici per tutti quanti. Ringrazio il collega Enrico Corsi che fortemente ha voluto questo momento per lanciare appunto queste giornate che saranno appunto importanti per tutta la regione del Veneto. Ringrazio tutti i colleghi veronesi presenti, Andreoli, Piccinini, Bozza e anche il collega Valdegamberi che sono qui presenti a questa presentazione. Io mi auguro e spero che come tante altre cose che vengono fatte in regione si possa sempre di più utilizzare il Palazzo Ferro-Finis per promuovere le cose belle del nostro territorio che fanno fortissimamente parte della nostra tradizione e che fanno sicuramente parte dell'attività anche della nostra regione. Io mi taccerei e lascio la parola e la conduzione della giornata al collega Enrico Corsi. Prego Enrico. Grazie Presidente, la ringrazio, veramente ti ringrazio per aver accettato di essere qui con noi oggi a rappresentare la Regione. Io sono stato anche nominato dalla Regione Veneto membro del Comitato Carnevale. È un evento importantissimo per il nostro territorio perché arrivano gruppi da tutta Europa che si muoveranno in queste due manifestazioni, il 26 a Verona, il 27 a Desenzano, e che porteranno circa 2000 persone provenienti un po' da tutta Europa a questa giornata dell'Eurocarnevale. Faccio anche presente che il Bacchanal del Gnocco, il Carnevale di Verona, che è stato considerato oggi il più antico carnevale d'Italia, perché ha più di 600 anni di storia e che negli ultimi anni è diventato veramente un carnevale internazionale. Il presidente che abbiamo qui con noi fa parte anche, presidente anche delle Maschere Italiane, perciò altro organismo molto importante a livello nazionale, e credo che il carnevale sia una delle nostre tradizioni che dobbiamo continuamente promuovere, tenere in considerazione, perché è un momento di gioia e divertimento che porta molti cittadini e bambini soprattutto a una giornata dove ovviamente teniamo presente che tutti questi comitati che si muovono non solo nel venerdì gnoccolar ma poi in tutte le manifestazioni della provincia lo fanno a titolo gratuito, perciò è un gruppo di volontariato che porta avanti le nostre tradizioni. Ecco, io credo che sia opportuno dare la parola al Presidente prego. Che ci spiega un po' l'evento. Grazie. Ma innanzitutto grazie alla Regione Veneto, grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri della città di Verona, perché per noi è sicuramente un orgoglio poter presentare questo evento tanto, diciamo, sofferto, perché l'organizzazione è partita a settembre dell'anno scorso, siamo arrivati ad avere le autorizzazioni a novembre di quest'anno, non è stato proprio facile, però è un orgoglio perché l'Eurocarnevale nasce a Verona. Nel 1997 l'allora presidente Luigi D'Agostino ha invitato questi gruppi, che si chiamavano allora Gughe Musik, a Verona in città. E l'anno dopo ha detto, se a Verona, che dico in dialetto veronese, Gughe Musik, pensa che sia una marca di detersivo. Dobbiamo cambiare nome. Da lì è nato l'Eurocarnevale. È nato un Eurocarnevale dove raggruppa 1700 persone da tutta Europa. Ovviamente queste persone sono persone che durante il periodo del carnevale fanno musica sua nelle sue città, nei suoi paesi, e vengono a Verona. Perché Verona? Perché Verona ha una fortuna che ha l'Arena di Verona. Nella Piazza Bra arrivavano, perché quest'anno non riusciamo ad arrivare in Piazza Bra, perché c'è la ristrutturazione per le Olimpiadi 2026, però arriveremo in una bellissima piazza che è Piazza Dante, Piazza dei Signori. Dunque sicuramente abbiamo proposto le nostre bellezze. Partiremo da Piazza San Zeno alle 14:30 con un corteo composto da tutto questo
queste 1700 persone da tutta Europa, più le maschere di Verona e le maschere italiane. Cioè vuol dire che è proprio il segnale che si vuole mandare, che il Carnevale e queste manifestazioni uniscono e non dividono. La data è stata scelta il 26-27 di settembre perché, come dicevo, la nostra città è ricca. Gennaio, cosa ho detto? Dicembre? No, settembre. Settembre, benissimo, siamo già avanti. Gennaio, perché la nostra città è ricca di manifestazioni fieristiche, dunque era l'unico weekend libero nel periodo carnevalesco. È un evento che sicuramente porta allegria, ma soprattutto porta diciamo, la voglia di divertirsi, la voglia di far conoscere questa realtà, e l'Eurocarnevale è proprio la sintesi di questo. Non aggiungo altro perché vorrei far parlare, se è possibile, nei tempi, l'assessore di Desenzano, Stefania Lorenzoni, che rappresenta il comune di Desenzano e che abbiamo il patrocinio della regione Lombardia, oltre a quello del Ministero, che ovviamente andremo il giorno dopo a disturbare Desenzano del Garda. Prego, assessore. Buongiorno, io ringrazio il Presidente e ringrazio voi consiglieri regionali per l'invito e per l'accoglienza. Allora, l'Eurocarnevale rappresenta per Desenzano del Garda l'occasione di ospitare un evento di respiro internazionale, ma soprattutto è l'occasione per accogliere una manifestazione che promuove la comunione e la fratellanza tra i popoli europei, ciò che in questo momento storico soprattutto assume un'importanza fondamentale, a dimostrazione che le nazioni possono e devono gioire insieme e pacificamente. Per questo la mia città è orgogliosa di partecipare all'Eurocarnevale 2024 e sarà lieta di accogliere tutte le bande e tutti i partecipanti nella speranza che possano anche loro godere delle bellezze del nostro territorio. Grazie. Allora, prima di salutare il Presidente, che diamo... Sì, un secondo solo le diamo, perché a noi a Verona abbiamo l'usanza di usare una commenda, che è questa che porto io al collo. Se sta qua anche l'assessore, il papà del gnocco consegna la commenda al Presidente. Eccolo qua. Se qualcuno viene a portarmi questa commenda, così gliela consegniamo. Ce la facciamo, eccola qua. Fa tutto corsi. Sì, sì, no, ma ci abbiamo... No, ma c'è il sacchettino blu, c'è, no, ci vuole... O le casca in acqua prima. No, c'è. Eccolo qua. Dammi qua. Eccolo qua, allora, il papà del gnocco consegna la commenda al Presidente, gliela mettiamo al collo anche, porti pazienza Presidente, eccola qua. Vai. Magari che facciamo anche l'applauso così. Eccolo qua. È il nostro simbolo del Carnevale, è una delle commende più ambite, soprattutto nell'ambito carnevalesco. Assolutamente molto gradita, e mi fa veramente onore questa diciamo, sensibilità che avete avuto, e cercherò di essere presente appunto il 26 a Verona. Grazie Presidente, buon lavoro. Ne abbiamo bisogno oggi. Oggi immagino. Grazie. 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 Sì, Enrico. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Di nuovo. Grazie. Proseguiamo con la Gardense, l'agenzia che ci ha curato tutta questa organizzazione, perché senza la Gardense questo evento non si poteva fare, perché portare 1700 persone a Verona, trovargli da dormire, da mangiare e ovviamente seguirli in tutto per tutto era impossibile. Antonella Coniglio, a te la parola. Buongiorno. Eccolo là. No. Vieni qua. Ah, eccola. Buongiorno a tutti, Antonella Cuniglia dell'agenzia Gardense, appunto. Ho poco da dire, avete già detto tutto voi, i miei vogliono essere dei ringraziamenti, è stato un lavoro durissimo, durato quasi 2 anni, perché l'organizzazione è una cosa
impegnativa, poi c'è stato il fermo causa Covid per 4 anni, perché questi Jugendband, l'Eurocarnevale, si riuniscono tutti gli anni, dunque era 4 anni che non si riunivano, e questo è il motivo che si sono iscritti in tantissimi, perché siamo quasi 1800 persone da paesi di tutta Europa. Dunque voi potete immaginare gli alberghi, i ristoranti, le guide turistiche, i permessi vari. Senza queste persone non saremmo andati da nessuna parte. Dunque noi non vediamo l'ora che inizi questo evento. Quando siamo venuti a Venezia con l'Eurocarnevale? Ecco, e ne parlavamo appunto prima, che te l'ho chiesto, Valerio, e tu me l'hai detto. Era Nel 2000. Nel 2000. 75 pullman di Google Music a Venezia. Dunque portarli a Venezia non è stata un'impresa. Volevo aggiungere, io ho visto una parte ma consistente di quello che è il lavoro che ha dovuto portare avanti per Gardense. realizzare questa manifestazione, e devo dire anche una piccola nota, perché ci tengo, che purtroppo le maggiori difficoltà le abbiamo avute dall'amministrazione comunale, che lo dico, se mi permette. Tu sei un politico, lo puoi dire. Che Esatto. considerava questa manifestazione un'attività commerciale. Io non credo che sia un'attività commerciale, Tutt'altro. è un momento che porta gente da tutta Europa a conoscere la nostra città, con la possibilità che poi ci ritornino. Perciò Assolutamente. si riempiono con 1800 persone una serie di alberghi dove ci paga la tassa di soggiorno che poi va all'amministrazione comunale. E perciò ZTL. io credo che questa manifestazione sia importantissima per la nostra città, e mi dispiace di chi oggi assume il ruolo di amministrare Verona non capisca la valenza del carnevale in generale e soprattutto di questa manifestazione. Scusatemi, ma ci voleva, perché ho seguito in prima persona le polemiche, e credo che non possiamo non dimenticare quando ci sono queste polemiche che mettono in difficoltà e soprattutto che hanno messo forte a rischio la realizzazione di questo evento. Tantissimo. Ci tenevo a dire una cosa, appunto, che sono stati fermi per 4 anni causa Covid. Quando hanno poi deciso di rifare questo grande evento, la prima città che hanno menzionato, voi dovete sapere che ogni anno è una città diversa in giro per l'Europa, ma la prima città che hanno richiesto è stata Verona. Dunque non Tanta è da roba. poco, è tanta roba. Grazie Antonella, veramente. Grazie a voi. Chiuderei solo dicendo che, visto che abbiamo 5 consiglieri regionali qui presenti, noi partiamo con meno 15.000, perché se il Comune di Verona non ci dà €1, dunque abbiamo fatto la richiesta, no, ve lo dico cari consiglieri, no, ve lo dico così, perché siamo in una... No, io capisco che voi delegate il consigliere, però io ve la butto, noi partiamo con l'organizzazione su Verona città con meno 15, perché purtroppo, come prima ricordava l'assessore e il consigliere regionale, abbiamo il problema che ci fanno pagare il ZTL, ci fanno pagare la tassa di soggiorno, ci fanno pagare i vigili, ci fanno pagare la pulizia delle strade, e il Comune di Verona ci dà i cartelli per mettere il divieto. Questo no, è la verità, questa è la realtà, perché c'è una delibera comunale che parla. Dunque sicuramente noi la manifestazione non possiamo annullarla, perché questa cosa l'abbiamo saputa a novembre, dunque non possiamo annullarla, però con le nostre forze non saremo in grado di farla. Andiamo avanti solo perché c'è la volontà di farla e perché sicuramente sappiamo che altre istituzioni, tipo la Regione, ci sarà e magari ci darà un contributo in questo senso. Grazie consiglieri a tutti, e viva il Carnevale e soprattutto viva l'Eurocarnevale.